Cioè è il sopra il nome... Dal Piaz? Sì. Ah, ok, il pavilione. No, pensavo che Sì, animale c'è a esatto. forma di Ok, piramide. Benvenuti e bentornati alla nuova puntata del nostro podcast Voce Foneche. Quest'oggi siamo qui nella nostra scuola, nel nostro bellissimo auditorium, con degli ospiti veramente eccezionali. E siamo qui con Loris Maccagnan, il sindaco di Lamon, Elena Vettin, la consigliera comunale di Seren del Grappa, e Matteo Titton, consigliere comunale di Feltre. Grazie anzitutto per aver accolto il nostro invito. E io partirei subito con una prima domanda secca. Chi ve l'ha fatto fare? A chi lo stai chiedendo? A scelta a ruota libera. Dai, parto io allora. Intanto grazie a voi per l'invito, sempre una cosa gradita. E chi me l'ha fatto fare? Io partirò un po' nostalgico, nel senso, fin da quando ero più giovane, ok, che adesso sono molto anziano, mi è sempre piaciuto un po' il mondo della rappresentanza, no? Quindi, sai, magari già a scuola inizi a parlare con i compagni, cosa fai, cosa non fai, e inizi magari a prendere un po' di coraggio e ti butti un po' nella rappresentanza di classe, poi di istituto, no? E ti accorgi che magari c'è quello più bravo in matematica, quello più bravo in storia, e ti accorgi che tu magari non hai proprio delle abilità specifiche nelle materie, ok? Ma riesci in qualche modo a prendere le istanze degli altri e fartene carico te stesso. E quando inizi a capire il peso di queste opere, secondo me è il livello, non dico più alto che puoi raggiungere, però più alto socialmente. E quindi quando capisci che già dalla scuola puoi partire ad aiutare qualcuno, poi il primo livello è quello che abbiamo raggiunto tutti noi, nel senso riuscire ad andare in comune e rappresentare i tuoi cittadini, perché penso che sia la massima espressione di aiuto che puoi dare. Puoi darlo in tante cose, con le associazioni, col lavoro, insomma, hai tantissime casistiche che ti possono aiutare. Però metterti te in prima persona a un livello dal più piccolo al più grande penso sia la cosa migliore che tu possa fare al giorno d'oggi. Quindi un po' questo che mi ha spinto. Ma io in realtà allora sono sempre stata con i giovani, nel senso che da quando sono adolescente ho sempre partecipato come animatrice ai Grest, ai campeggi, quindi ho sempre, insomma, sono sempre stata all'interno del gruppo giovani, parrocchiali, così, quindi ho proprio anche organizzando, cioè proprio attivamente anche all'interno della comunità, della collettività, no? Quindi ho sempre cercato comunque di dare sempre il mio contributo. E, e poi ho visto appunto nella possibilità di entrare a far parte dell'amministrazione, ecco, quello che poteva poi andare un po' a chiudere o comunque a dare quel valore in più a quello che già facevo prima. E adesso mi sto rendendo conto che effettivamente è bello perché è cercare di raccogliere i giovani, cercare di fare qualcosa insieme e quindi ecco, quello che mi ha spinto poi ad accettare, entrare a far parte di quella che è l'amministrazione è stato proprio il voler dare quel valore in più a quello, qualcosa che già facevo, a cui avevo a cuore e quindi ecco, ho fatto questa scelta. Loris, cosa ci dici? Chi me l'ha fatto fare? È una domanda che mi pongo spesso, ti dirò. Poi in realtà il colpevole sono io. Mi spiego. Non sono mai stato la persona più socievole che si possa immaginare, anzi, abbastanza il contrario. E fin da piccolo sono stato portato dando un peso ai momenti di socialità, proprio perché mm, non perfettamente naturali, eh, appunto un peso particolare. Poi questo ti porta un po' a appassionarti della cosa pubblica. Allora, la politica è un'arte, è quell'arte che
ti permette di metterti al servizio del prossimo e che permette al prossimo di mettersi anche al servizio tuo in realtà. Poi da là è tutto più o meno automatico. Si comincia con la rappresentanza studentesca, alle superiori, tante esperienze qui e là nel mondo del volontariato, e poi ci si ritrova magari con una tessera di partito in mano o a candidarsi sindaco. Quindi sì, il colpevole sono io. Adesso vorremmo entrare un po' più nel dettaglio, ecco, di quello che fate nella vostra comunità e di quello che sognate anche. Infatti, vorremmo chiedervi qual è il vostro sogno per il vostro comune che rappresentate. Magari adesso cambiamo giro, così rompiamo più tempo per pensarci. Esatto. Beh, allora, i sogni non mancano, mai, a un politico, grande o piccolo che sia. Ma viviamo di quello, mangiamo sogni. Per la mia comunità, quando sono stato eletto, mi sono posto alcuni obiettivi importanti. Noi adesso amministriamo il comune da un paio d'anni, insomma, e siamo già molto avanti, per esempio, con i lavori di ristrutturazione del nostro ospedale, ma stiamo portando avanti anche i lavori per il nuovo polo scolastico e altre iniziative sulla sicurezza piuttosto che la viabilità. Sono tanti i progetti che abbiamo, grandi e piccoli, impegnativi o meno, e quelli più grandi evidentemente ce li portiamo dietro da altre amministrazioni, quella che mi ha preceduto e quelle prima ancora, ed è così per forza. In realtà i sogni di un sindaco sono i sogni che eredita dal suo paese, dai suoi paesi, insomma. Questo poi viene interpretato di volta in volta. Il mio stile di interpretare i sogni di Lamon e dei lamonesi è quello di lasciare a loro alla fine, e quindi anche a me stesso, alla fine del mio mandato, certo, degli stati di avanzamento importanti su quei progetti, ma soprattutto un comune, un ente che sia in grado di farsi strumento nel modo più efficace possibile per quei sogni e per quella comunità. Un comune ente con gli uffici piantati, che soffre di carenze di personale che sono difficilmente superabili, ma qualcosa si può fare, che magari ha relazioni un po' ingessate con altri enti, non è uno strumento efficace. Un comune che ha sofferenze nel bilancio più grandi di quelle che potrebbero essere non è uno strumento efficace. Ma anche una comunità, un comune, non ente ma comunità, che non ha voglia di rischiare, che non se la sente di ambire a cose importanti, che in fondo pensa: vabbè, siamo un paesino di montagna, nel mio caso 3 paesini di montagna, forse perderemo ancora servizi, perderemo ancora popolazione e alla fine moriremo o ci arriveremo vicini. Quella comunità non è uno strumento efficace per se stessa. Quindi la cosa più importante, che si parli di giovani, di anziani, di lavoratori, di famiglie, di associazioni, di qualsiasi cosa, il mio sogno per Lamon è che io possa lasciare una Lamon più forte, un comune di Lamon più forte alla sua comunità e alle generazioni che verranno. Ecco, il mio sogno per la mia comunità, insomma per il territorio, è
un po' anche, sì, insomma, riferito anche ai giovani, no? Perché comunque c'è davvero tanto potenziale, ci sono davvero tanti giovani in realtà che si mettono a disposizione nelle associazioni di volontariato, nelle attività che vengono organizzate appunto per la collettività, eccetera. Quindi c'è davvero tanta attività, ecco, e a volte la cosa anche che poi mi dispiace è che magari non tutti se ne sono a conoscenza e quindi poi magari si pensa che non si faccia niente, però in realtà davvero c'è tanto lavoro dietro. E, ecco, adesso stiamo cercando comunque di creare un gruppo che possa fare da supporto, un gruppo solido di giovani appunto del comune che si mettano poi anche a disposizione in maniera anche un po' più forte magari con le associazioni, perché ovviamente poi deve esserci anche un ricambio, no, generazionale e quindi si sta cercando di creare appunto un gruppo solido che appunto sia attivo, che sia proprio d'aiuto, a cui poi le associazioni possano fare riferimento, a cui se c'è da organizzare, da fare, possa essere il punto di riferimento anche dove trovare aiuto. E quindi ecco, quello che spero è che appunto ci possa essere una comunità in cui i giovani davvero si mettono in gioco, perché di forze ce ne sono tante, magari non tutte partecipano, però comunque ce ne sono. E ecco, io spero che questo possa anche poi essere riconosciuto anche, insomma, dagli altri. E quindi sì, io spero che è vero che è una realtà magari piccola, un po' in montagna, vicino alle montagne, però comunque è un territorio che davvero è un territorio bello che ha davvero tanto da offrire e è davvero attivo anche per quanto riguarda appunto le attività, eccetera. Quindi io spero che possa continuare così, che possa essere sempre un po' di più e che ci sia sempre di più la voglia di anche mettersi in gioco, no? Di aiutare, di partecipare tutti insieme in quella che è la collettività poi, perché insomma se non viviamo prima noi in prima persona il comune e il territorio, insomma è difficile anche poi magari attrarre persone da fuori, no? E quindi ecco, quello che spero è che continui così e che ci sia sempre più partecipazione e più sviluppo. Concordo col sindaco di Lamon quando ha detto che un amministratore ha sempre tantissimi sogni, ma io penso che la parte fondamentale è che quando uno è giovane ha ancora più sogni di chi ha tanti sogni. Io spero e sogno Feltre sia stabilita su 20.500 abitanti circa, no? Però abbiamo tutti un trend, tutti i comuni montani, specie, hanno un trend di spopolamento. Quindi pian piano i giovani tendono ad andare fuori, chi per l'università, chi per lavoro, chi per cercare fortuna, e si diventa sempre un po' più anziani. Ecco, io spero che Feltre possa tornare un po' a crescere e a credere in se stessa, perché io dico tante volte scherzando ai miei amici che a Feltre manca solo il mare, ma non è tanto la battuta, è proprio il fatto di per sé, perché hai tutto. Come diceva anche prima la consigliera, siamo in un posto in mezzo alle montagne che vai ovunque, puoi andare in cima alla vetta, ti guardi il panorama, puoi andare piuttosto in mezzo al bosco, puoi vedere l'alba dalle cime. Quello non ti manca. Vuoi la parte più storica, hai i centri storici, hai i musei, hai veramente tutto quello che uno può sognare. Certo, essendo paesi di montagna, chi più grande, più chi piccolo, non ha tutte le opportunità lavorative che può avere, che ne so, Milano, Bologna e neanche tutte le ricezioni universitarie. Quindi anche se un giovane, perché adesso sempre di più si va a triennale, alla magistrale e anche oltre adesso, no? Si cerca sempre di specializzarsi. Ecco, è un po' quello che sta succedendo in Italia, no? Nel senso, uno studia e dopo dov'è che va? Va quasi sempre all'estero, ma non perché gli piace di più l'estero, anzi, molti che conosco che sono andati anche all'estero poi sono tornati perché non è che rispecchiano quello che vanno veramente cercando. Vanno a cercare, sì, un po' come era
ne hai ancora 50 così, il sogno americano, no? Un po' quando volevi andare in America cercavi fortuna per portare due soldi alla famiglia. Ecco, io auspico in un credere più in se stessi, no? Un po' nelle tradizioni, nell'artigianato, perché ormai sono tutti specializzati sì in qualcosa, no? Ma anche banalmente, ti si rompe la caldaia, ok? Quando quei 5 signori che ti aggiustano la caldaia non ci saranno più perché magari vanno in pensione o cose così, chi è che te la aggiusta? Può chiamare l'ingegnere edile, può chiamare l'architetto piuttosto, però mancano proprio quella conoscenza, no? E anche forse, non dico l'umiltà per usarlo in modo cattivo, proprio stare nella tradizione, nel posto in cui sei cresciuto, ok? Capire anche le opportunità che ci sono, perché non è che ce ne sono, anzi, tantissime persone che vengono da fuori dicono anche nei nostri comuni, cavolo, vivete in un paradiso, ma molto spesso tu che sei nato in quel paradiso non te ne rendi conto. Quindi ecco, il mio sogno è un po' utopico, sì, ma parte da ognuno di noi. Bisogna prima credere in noi e poi credere anche dove siamo nati e cercare di continuare un po' a portare il nostro contributo, come diceva anche la consigliera. Noi siamo fortunati perché un po' in tutti i comuni del Veneto, ecco, questo ci contraddistingue, c'è molto volontariato, specie anche nei giovani si sta molto rilanciando. E cercare anche un po' di fare il collante tra il volontariato dei giovani e il volontariato dei meno giovani, ecco, chiamiamoli così, perché molto spesso, ecco, io abito appunto qua a Feltre, da me c'era in passato una fiera, no? Era la fiera del Boscherizz. E mi racconta mia zia, no? Che veniva veramente tantissime persone anche da fuori. Però negli anni non c'è più stato il giovane che si interessava, ok, a queste cose, e adesso non si fanno più. Cioè io da quando sono nato non la vedo più, no? Ecco, a me piacerebbe che anche questo si riesca a recuperare in qualche modo un po', no? E è un po' una speranza, speriamo che possa raggiungere qualche radice anche magari di chi ci sta ascoltando, che risvegli qualche talento nascosto, ecco, anche. Un po' di buttarsi. Adesso vi vogliamo mettere un po' alla prova, no, niente di pauroso, però abbiamo pensato ad un giochino per vedere quante ne sapete del nostro territorio. Per cui è un gioco simile a Tabù. Diciamo che dovrete far indovinare agli altri la parola che c'è scritta nel foglietto che pescherete. Per cui, vai, proviamo. Chi vuole rompere il ghiaccio? Vai Elena. Allora, questo è un piatto tipico dei nostri territori. C'è sempre nelle sagre di paese, è proprio un must. Si mangia con la polenta. No? Schizzo. Sì. Se non è uno è l'altro. C'è un pari merito. Sì. Oh, chiedo l'aiuto della VAR, ma abbiamo un pari merito. Ok. Vai, Matteo. Vado. Asiago. Se vi dico asiago, cosa vi viene in mente? Formaggio. No? Miele. No? È una denominazione, spesso viene usata con Altipiano. esatto. Al- Sì. È una bellissima parola questa. Il nome di un tipo di tradizione alla fine che abbiamo in tutti i paesi delle Alpi alla fine. Ho capito. Che Io no. giro. Beh, ogni paese ha una chiesa con almeno un santo. Patrono. Esatto. Ok. No, la No, parola non è quella. però Stai c'è esultando. la parola. Figurati. Bravissima. Acquissima. Questo santo ha il suo giorno in cui viene festeggiato. Quel giorno si chiama. Qual è il patrono di Serena Grappa? Allora, il patrono Certo. di Rasai è San Rocco. Il patrono di Rasai è San Rocco. A Rasai fate anche il decennale. E il decennale, sì, nel 2026. In tutti gli altri anni normali in cui non c'è il decennale, La festività del La santo sagra? patrono. la sagra. Esatto, no! Grazie per La averci sagra. salvato. Pensavo che era una cosa religiosa. No, io anche subito poi ho Pensa te. detto Beh, ma decennale. A un certo Si fa in punto tutti i mi ha paesi. portato Cioè, fuori. è religiosa. Ok. Ma sagra non deriva da Ah. sacrum. Infatti, perché viene fatto giusto. Ok.
tutto collegato, tutto ha un ok. senso. Ma è come la sacra di San Michele o il sagrato. Aiuto, non ti faremo più pescare, Loris. No, io comunque all'inizio pensavo fosse la puzza da freschin quando ha detto che c'erano 50 denominazioni Io tutte pensavo tipo il diverse. caigo. Questa parola è molto importante sia dal punto di vista culinario ma anche storico, perché può rappresentare più oggetti, più cose. Anzi, è nominata in comuni limitrofi a Feltre, un po' giù per Busche, e c'è anche una grossa fabbrica che produce una tra tante cose, ma che si chiama come questa. E sono state anche delle battaglie che un po', Chiave. esatto, che non poteva passare lo straniero. Cioè, mi hai portato fuori, l'ho scritta io ed ero sempre più confuso. È un po' anche questo il... Ci sta, perfetto. Quanti animali? Vai. È nominata solo Avete a Busca, adottato non so le vostre di cosa che strategie. parlano solo. A me capita sempre il cibo, quindi si mangia. Mi piace il cibo. E allora, è un prodotto famoso, molto conosciuto, molto ricercato anche da... Fagiolo di limone. fagiolo. A che parola hai capito che era il fagiolo? Ho detto famoso e È un ricercato. prodotto molto. È un prodotto molto. Era già fagiolo. Che è una parola dialettale che non ho mai usato, quindi parto già col dialetto, quindi non so se avete visto Dialetto. una parola dialettale prima, se mai potete già dirla così mi risparmiate. No, No, non non l'ho era vista. dialettale. Noi comunque abbiamo la nostra lingua. Io uso il suggerimento che c'è scritto sotto per il fieno. Beh, questa si usa sia a Ramon che nel Feltrino, penso, perché a Fonzaso hanno fatto dei L'ha progetti. già capita. Il bark. Bravissimo. Sono un po' diversi, ma insomma la parola è quella. Io Come prima li volta che chiamate? la sento, vi Ok. giuro. No, la parola è sempre Ah, quella. sì. È bark. il... Poi la struttura è un po' diversa. Ok. Ok, allora sì. Vi aspettiamo Magari li hai tutti ai visti bark senza di Lamon. sapere che si chiamassero così. No, adesso che li hanno descritti, sì. quelli. Stiamo parlando sempre di monti. Abbiamo parlato del Monte Grappa. Parliamo di un monte che a New Scout di Feltre è molto, diciamo, come si può dire, molto particolarmente amato perché anche il clan ha questo nome e diciamo che si può raggiungere partendo anche dal Piaz, dal rifugio dal Piaz, salendo per la vallata. È lui. È a 2300 metri più o meno la vetta. C'è anche, dai, paradossalmente c'è anche un animale che ci assomiglia. No, mi è confuso questo nome. Come fa a Cosa somigliare volevi un dire? animale? No, Cioè è il sopra il nome. Dal Piaz? Sì. Ah, ok, il pavillon. No, pensavo che Sì, animale c'è a esatto. forma Ok, di ok. piramide. A questo punto Direi che abbiamo perso anche il Siamo. conteggio e solo in post-produzione riusciremo... Scopriremo chi ha vinto. a Ah. scoprire chi ha vinto. Ok. Tanto noi vi ringraziamo ancora e speriamo che vi siate divertiti, oltre che ad averci anche arricchito con un po' di vostre testimonianze, con un po' della vostra esperienza e speriamo anche appunto le vostre sensazioni abbiano dato un po' eco a chi ci ha ascoltato per questa puntata. Noi ci vediamo alla prossima. Chissà se verranno i birrai, gli scout o chissà che. Intanto grazie ancora Grazie mille a voi ancora. Grazie mille. e ci vediamo alla prossima puntata.